Benvenuti a tutti a questo incontro in cui insieme a Ulderica D'Apozzo e Alessandra Beltrame, che sono qui con me, le vedete, parleremo di Femines, Donne del latte, l'ultimo libro di Ulderica D'Apozzo. Abbiamo pensato di incominciare questo incontro sfogliando alcune pagine del libro, anche se in modo virtuale, come vedrete, perché sarà un bel modo per entrare nel mondo del latte di Ulderica. Un mondo materico fatto di gesti, di suoni, di odori. Ritorniamo fra di noi. È stato un modo un po' per sfogliare questo libro, non lo possiamo fare lì prendendolo, tenendolo in mano, però era bello un po' vedere com'è fatto, anche perché abbiamo già visto tante cose. Beh, abbiamo visto all'inizio una presentazione, un'introduzione di Roberta Nunin, consigliere di parità della Regione Friuli Venezia Giulia, perché grazie al suo interessamento e alla sua condivisione del progetto di Ulderica che abbiamo questo libro. Abbiamo visto alcune pagine di una densa introduzione di Roberta Corbellini che contestualizza l'interesse e l'attrazione di Ulderica per il mondo del latte all'interno di tutto il suo percorso di ricerca fotografica. Ricordo che c'è un altro testo di Cristina Cescutti in questo volume e abbiamo visto moltissime foto. Abbiamo visto foto di oggetti, di animali, di luoghi, di cui voglio dare solamente due date per capire l'arco temporale che era chiuso da questo volume. L'ultima foto del libro è del 1978, penso una delle prime fatte da Ulderica in Chiesa d'Aduga, e nel libro ce ne sono molte di tanti anni, molte del 2020, fatte in quei pochi spiragli di lockdown dove Ulderica si precipitava fuori a fotografare l'ultima imperdibile testimonianza che voleva arricchisse questo volume. Un arco temporale che testimonia una passione durata veramente 42 anni. E poi abbiamo visto anche degli scritti che accompagnano il libro. Agna Beppi che portava fasci quando per qualcuno non aveva più senso farlo ed era solo fatica, Ines, latterie, lei che andava a cercare, che cerca le latterie, i segni delle latterie in tutti i paesi. Beh, già da questi passaggi abbiamo potuto vedere che è un libro molto denso, che si muove su tantissimi piani, testimonianza del passato, ne parleremo, ma anche caparbia ricerca di nuove forme di imprenditorialità, tutta il femminile. E poi vedremo altre cose, anticipo qui, alla fine dell'incontro ci sarà la possibilità di ascoltare anche le parole di queste protagoniste, perché vedremo un pezzettino di un video che è stato montato da Paolo Comuzzi con le interviste fatte da Ulderica alle donne del latte e con alcune delle sue immagini. Si chiama Lungo le strade bianche. Ma adesso noi introduco chi ci parlerà di Femines, le donne del latte. Abbiamo Alessandra Beltrame, che ringraziamo di aver accettato di essere qui con noi questa sera. È una giornalista, una camminatrice, ha pubblicato 2 libri con Ediciclo, Io cammino da sola e Nati per camminare, dirige in alto la rivista della Società Alpina Friulana e appena fatto proprio con Attilio De Rovere e Ulderica D'Apozzo un nuovo cammino che attraversa il Friuli dalle Alpi, da Sappada arriva fino a Trieste. E a lei il compito di parlare con Ulderica di questo libro.
Adesso io non introduco Olderica perché è inutile, tutti voi la conoscete, però io la voglio ringraziare e la voglio ringraziare di cuore perché è attraverso le sue fotografie che io ho potuto conoscere dei luoghi bellissimi della Carnia, anche se i suoi scatti le sono costati una macchina che andava giù per un pendio, la caduta da un albero che le ha incrinato qualche costola. La ringrazio perché grazie alla sua ostinazione a non perdere neanche un lancio da scidulas fra le montagne friulane, un fuoco fra le valli del Natisone, che io sono riuscita a conoscere tantissime tradizioni in posti sperduti ma veramente ricchi di umanità. La ringrazio ancora perché tramite le sue fotografie dei luoghi abbandonati, che siano le stanze di un ex ospedale psichiatrico o di una caserma abbandonata, che ho capito che l'esercitazione della memoria è un atto morale e sociale, e la ringrazio anche per le interviste che ha fatto, perché al di là del loro valore documentario, l'attenzione veramente genuina e spontanea che Luderica ha per i racconti delle persone che intervista mi hanno mostrato quanto sono importanti le piccole storie quando hanno qualcosa da dire. Per cui io ringrazio Ulrika, ringrazio Alessandra, lascio a loro la parola e a tutti voi buon ascolto. Grazie, grazie. Beh, adesso quindi tocca a me ringraziare Norma, ringraziare Ulrika per essere qui e partendo dalla presentazione che hai fatto, Norma, di me, dicendo che appunto con Ulrika ho condiviso dei passi ed è proprio questo che ho insomma da cui io vorrei partire. Ecco, io proprio con Ulrika ho camminato e ho accompagnato Ulrika spesso, alcune volte, non tante quante, insomma, cioè lei ne ha fatte tantissime, io alcune, però ho camminato con lei e l'ho accompagnata a fare delle fotografie, alcune delle fotografie che sono anche contenute in questo libro. E mi sono sempre chiesta, cara Ulrika, lo dico qui davanti a tutti e te lo chiedo, perché lo fai? Perché anche se io, e tu me l'hai già detto alcune volte, continuo a chiedermi come mai questa tua urgenza, questa tua ricerca, questa tua voglia continua, incessante, questa tua, direi, ossessione che è diretta all'immortalare, a ricordare luoghi del passato e luoghi del presente e a testimoniare la loro esistenza o comunque le loro tracce a volte perché non ci sono più. Ecco, e questo è quello che poi è contenuto in questo libro, no? Prezioso, in cui diciamo si circoscrive questo lavoro di Ulrika all'interno del mondo appunto insomma, del latte, di tutti quelli che poi lo producono, lo trasformano, in particolare delle donne, delle femines, delle femmine, di tutto il mondo al femminile, perché è incredibile scoprire che, almeno non, per qualcuno forse no, per me di sicuro che questo è un mondo che si tramanda per via, diciamo, femminile e sono state le donne a trasmetterlo, a farlo e continuano a essere le donne a coltivare questa attività e questo, diciamo, lavoro, mestiere. E quindi Ulrika, la prima domanda che ti faccio è perché questo libro e perché questa ricerca legata alle donne e alle donne del latte? Intanto saluto tutti chi ci ascolta, saluto chi ci ascolta. Perché? Perché intanto appartiene al mio mondo. Non è che tutte le cose che io ho fatto siano appartenute a quello che è anche il mio mondo dell'infanzia o a un mondo che conosco. Però in particolar modo questo lavoro e questa ricerca viene da un'altra ricerca, viene da Malghe Malgari, in cui io avevo indagato ancora parecchi anni fa, era il 2004 che sto pubblicato, avevo indagato il mondo delle malghe
avevo indagato quello che era il mondo del latte, forse più al maschile, avevo incontrato però tante già presenze femminili. Quando io ho aperto il mio studio a Ravascletto, in via Santo Spirito numero 6, la latteria di Ravascletto era ancora aperta e ogni sera vedevo le donne che passavano con i secchi a portare il latte. Andavo a trovare Catin che pesava il latte, chiaramente la latteria non era più attiva, però loro pesavano il latte. Questa? Sì, questa è l'Anna Maggiorina che stavano tornando dalla latteria verso casa. Io ho iniziato, diciamo, a fotografare, a mettere via queste immagini, no? Diciamo che la latteria di Solars appartiene, a differenza della latteria di Ravascletto, appartiene proprio alla mia memoria di bambina, perché era la latteria di nonna Zitta, era la latteria delle mie zie, di Agnalisa, di Agna Adriana, era dove la sera c'era questo incrocio di voci, di rumori che io riconoscevo come miei, come il mio mondo di bambina. Per cui diciamo che è nato dalla memoria, ma anche dall'esigenza di raccontare il presente e anche di raccontare i cambiamenti che ci sono stati in questi anni. La prima foto, ho citato prima Norma, è stata scattata, è l'ultima foto del libro ed è la Ines Daduga, ed era nello stavolo di Chiesa Daduga ed era il 1978, per cui sono tanti anni. E quello era una cosa, quando io andavo dalla Ines, era un'atmosfera che per me era familiare, sentire il rumore della mungitura, sentire il rumore e l'odore dello stavolo, l'odore del fieno, l'odore del letame, era qualcosa che apparteneva al mio mondo. In qualche modo farlo diventare, ecco la Ines sulla porta dello stavolo e Katinka va a Regin Rassalvo. Chiaramente lo stavolo di Rassalvo è uno stavolo ormai non più chiuso, Chiesa Daduga, lo stavolo è lì, è chiuso anche lo stavolo da ci ho appeso una foto fuori sulla porta, diciamo che l'ho contestualizzato con la foto della Ines sulla porta. È diventato un lavoro che nel tempo si è sommato, si sono sommate tante storie, si è sommata la mia ricerca anche dei luoghi, perché se tu guardi il libro è diviso in presente, memoria e tracce. Dentro la parte delle tracce sono quei luoghi in cui non c'è la memoria, perché la memoria è quando c'è qualcuno in un luogo che magari non c'è più, ma c'è ancora la memoria orale o la memoria di una presenza fisica di qualcuno che ha vissuto quel mondo. La traccia vuol dire trovare qualcosa che è la traccia di un mondo in cui però non c'è più il legame, per cui ci sono le latterie chiuse, le latterie abbandonate, ci sono i libri in cui si segnavano i numeri del latte, ci sono le plaques dal Seir, e sono tante latterie di tante zone, non solo della Carnia, ma di tutto il Friuli. Diciamo che questa mia ricerca è viaggiata non solo sulla montagna, ma anche sulla zona del ma ti faccio, ecco, Ulrica, grazie. Ti faccio una domanda. Ma quindi nel tuo libro, visto che c'è una quantità, è un lavoro poderoso e ci sono tantissime donne del latte, del passato, del presente, e sono tutte le donne che possiamo trovare? Avrei potuto fare l'enciclopedia, purtroppo l'enciclopedia costa. Diciamo che c'è stata una selezione che è passata attraverso qualcuno sì, qualcuno no, è una selezione diciamo sulle immagini del passato, una selezione anche sulle immagini del presente, e poi c'è questa cosa, i miei lavori sono sempre in divenire in qualche modo, no? Per cui ci sono delle foto che so già che andrò a scattare o delle foto che ho scattato e che purtroppo non sono entrate nel libro. Sono tutte nel mio archivio
vorrei fare una bella mostra collettiva anche di questo lavoro, perché in qualche modo tutte hanno la dignità e la bellezza per essere, per raccontare il loro essere in questo mondo, no? Per esempio è successo che anche da poco una ragazza mi abbia contattata, c'è anche un incrocio, diciamo che internet, tante persone, siccome non è un lavoro su commissione ma è un lavoro su passione, io ho cercato proprio, sono andata a cercarmi, o anche mi sono collegata o mi sono fatta raccontare, per cui ci sono delle persone che vorrei aggiungere e che devono ancora entrare in questo lavoro, insomma, è un lavoro sempre in divenire. Beh, ma il tuo percorso è sempre stato questo. Io mi ricordo del Fumelaga, la tua ricerca intorno agli ultranovantenni della Carnia, così come i ragazzi del 99 di oggi, e è sempre un lavoro che parte da una tua urgenza, da una tua spinta, una tua idea e su da quella la elabori. Ma ti faccio un'altra domanda, ma come lavori? Cioè, questi ritratti, come li raccogli? Beh, dipende, perché per esempio dove posso telefonare, telefono, incrocio, dico posso, alcune volte arrivo in un luogo e trovo quello che sto cercando. Alcune volte le cose si sommano, no? Perché per esempio, ti faccio un esempio, quando io ho fatto appunto Malghe Malgari, ho incontrato Benedetto, la sua famiglia, ho incontrato già Alessandra e Stefania, che lavoravano già col papà, poi a un certo punto purtroppo il papà è mancato presto e ho ritrovato Alessandra e Stefania in un altro ruolo, nel ruolo delle casare, delle malgare, perché a quel punto sono loro che hanno preso la parte che era quella del padre, sono diventate loro malgare, una fa il formaggio, una fa la ricotta e la sorella Patrizia è diventata casara di una delle latterie più grosse della Carnia ed è la casara della latteria di Sutria, per cui ci sono poi in questi mondi del latte, ci sono delle famiglie che sono proprio, oserei dire, una eredità, è come qualcosa di genetico che passa, che può succedere e anche non può succedere. Io adesso potrei citarne tantissime, no? Adesso ho citato Alessandra e Stefania, ma potrei citare Luisa e sua sorella, potrei citare quelle che vengono diciamo dalle famiglie. Poi ci sono quelle che sono come dei fiori che sbocciano, no? E che sono delle nuove donne che hanno trovato questa passione o che l'hanno ripescata da un rapporto che avevano con la loro nonna, che aveva questo lavoro, ma che poi loro avevano fatto altro, avevano studiato, però poi hanno sentito l'esigenza di fare questo, penso Certo. alla Zore, lassù con la sua azienda, che insomma a un certo punto ha deciso di ritornare nei luoghi della nonna e di aprire questa sua azienda con le capre, o penso le due sorelle di Merlana, che chiaramente anche loro vengono da un'esperienza della loro famiglia, ma che hanno declinato al femminile anche questa loro azienda. Certo. Cioè, le storie sono tante, no? E poi quello che a me piace è anche appunto nelle interviste chiedere, un po' indagare, un po' sentire anche dalla loro voce quello che è il loro sentire, il loro... Certo, non c'è mai solo il ritratto, diciamo, estetico, no? La ricerca dell'immagine, però io ritorno sull'immagine, ritorno sul modo in cui poi, perché poi l'immagine lo sappiamo, no? È molto importante quanto poi colpisce, no? Il ritratto e ti conosciamo come anche autrice di ritratti e di immagini che restano. E quindi partiamo dalla memoria, e quindi ti parlo di Margherita.
Sì. Tanti nomi, ci sono tanti nomi in questo libro bellissimi, no? Ines, Giacomina, Wanda, Ada, Giuseppina, Anita, Asia, Emilia. E partiamo da Margherita, che è la prima, no? Che tu ritrai. E ti leggo questa cosa che hai scritto, no? Margherita stava in pani. La sua casa era un luogo dove la frugalità era scelta e ricchezza di pensiero. Quando sono arrivata la prima volta a piedi, lei mi ha guardata, mi ha vista e accolta. La piccola stanza con la caldaia del latte e il suo fogolar era densa del fumo nero del fuoco, ma candida e splendente di bellezza vera. Latte bianco nella chicchera. Ecco, questo è il ritratto di Margherita, che è un tuo ritratto, diciamo, un po' icona, che tu, insomma, spesso poi riproduci e che hai mostrato, insomma, delle molte volte anche nei tuoi momenti importanti. Ecco, questo ritratto, come l'hai realizzato, no? E poi veniamo anche a qualche ritratto del presente. Ma intanto quella volta io fotografavo con l'Assemblad quadrata, l'Assemblad col pozzetto che ti faceva vedere l'immagine ribaltata all'interno. Margherita sarà proprio uno di questi percorsi in cui qualcuno mi aveva detto che c'era questa signora, che c'era questa famiglia che abitava in questo casolare in Pani. E io ho deciso, quella volta non c'era la strada, sono andata a piedi con la mia macchina nello zainetto e sono arrivata. E appunto come racconto, sono arrivata, lei era fuori, mi ha proprio squadrata, Morettiodin che sta qui cucà e ci siamo piaciute, si vede, no? E sono entrata, ma non ho fatto il primo giorno le foto, eccetera, perché sapevo che dovevo creare un rapporto. Voglio raccontare anche questa cosa. Io sono arrivata e c'era un po' di vento, no? Che faceva muovere le foglie e ella mi ha detto, ora è frutta, no? Noi assim como que foi aí, Sturmin, no? No sin noi, assim come fu il vento, no? Il fatto stesso che lei mi avesse approcciato, mi avesse parlato di questa cosa, che era una cosa della sua anima, del suo pensiero, ci ha fatti entrare in una bella comunicazione. Per cui sono tornata diverse volte, ho fotografato lei, ho fotografato suo marito, Mariano, che era piccolo, era lei la donna di famiglia, no? E poi alla fine sono entrata dentro nella loro stanza dal fogolar e ho fatto una serie di belle foto, di bei ritratti in cui io c'ero e non c'ero, in cui alcuni ritratti sono stati, io non rubo mai, non faccio mai dei ritratti per cui i miei ritratti sono quasi, quelli che poi ritengo siano i miei ritratti, sono sempre dei ritratti in cui a un certo punto c'è un momento in cui noi ci guardiamo. Difatti Margherita ha la sua chicchera, ma guarda me, no? Ci guardiamo. Questo occhio che infatti ti guarda, Io in mano. mi faccio un complimento. Le foglie dietro. Ci sono anche le foglie dietro, quelle di cui hai parlato, le foglie che storniscono dietro il vetro. E lei ha uno sguardo, il suo sguardo è speciale, no? Il suo sguardo racconta tanto, come racconta il suo gesto, la sua mano appoggiata, la chicchera come la teneva. E poi ci sono due foto in cui lei guardava dalla finestra e qui apparentemente lei sapeva che io c'ero e sapeva che lei guardava dalla finestra, per cui è comunque un ritratto in cui c'era una connessione tra di noi, ecco. Certo. Di Margherita ho un ricordo molto bello, molto non malinconico,
nel senso, ho un ricordo dolce di Margherita, anche se lei apparentemente non era dolce, ma mi ha lasciato un ricordo dolce, di un'atmosfera calda. Non era mai caldo nella sua casa, perché no, erano delle case come quella di zia Beppi, dove anche c'era parsimonia anche nell'adoperare la legna, non c'era mai un calore che fosse superiore a quello che era il vivere senza avere freddo, ma non c'era mai questo caldo, erano parche anche nell'adoperare il fuoco. Però c'era il calore umano. Ti dico un altro nome che sicuramente, siccome è un nome particolare, riconoscerai, ma tu riconosci tutti e ti ricordi di tutte, Maria Eveline, Sì. Eveline Screm. Ecco, in questa foto col figlio Ruben Gressani e a Sella Duron a Fusea, tutto il mezzo. E questo è un altro ritratto di cui ti chiedo di svelarci come l'hai fatto, perché questo non è una foto in posa, è una foto, secondo me, anche colta, anche, sì, veniamo un po' a veramente in che modo riesci a cogliere quest'anima la facciamo vedere, eccola qua. No, lei è questa, eccola. Ecco Maria Avelina. Se tu la abbassi un po', la allontani un po' la foto, e allora vedi che c'è un quadrato. Io continuo a vedere le cose quadrate, no? C'è il quadrato in cui c'è il suo fazzoletto che a un certo punto si alza dal vento, e il fazzoletto ha quasi la stessa forma di quella montagna, di quel Senio che sta sullo sfondo lontano un po', e ci sono questi prati che hanno queste... E poi c'è questo momento, che è solo quel momento in cui le mucche sono perfette, lo sguardo è perfetto, il bambino mi guarda, e c'è questo abbraccio. Ed è quel momento in cui succede qualcosa, ed è lo scatto che ho scelto, insomma, in cui c'è la dolcezza ma anche la consapevolezza. Non lo so, Maria Avelina è una ragazza che ha scelto di vivere a Buttea, lui dice che sta molto bene a Buttea, e poi hanno questa azienda agricola, lei e suo marito, il suo compagno, appunto in questo luogo che è un luogo straordinario, in cui hanno mantenuto l'azienda costruita nuova, però hanno mantenuto anche questo vecchio stavolo in cui si incrociano i due tempi, no? Dell'agricoltura della carne, quello che era anche la bellezza che avevano i nostri stavoli, no? La bellezza di queste linee, che non c'erano architetti, ma c'era il gusto del bello e il gusto di come le cose venivano costruite in sintonia. E la loro grande bella stalla in cui è più facile lavorare, e che sono riusciti a farla in modo in cui non ha un impatto brutto col territorio, insomma. È importante anche questo. Quello che dice è un invito anche a visitare, esatto, approfondire. Andare a comprare i prodotti. Cioè tu mostri questi ritratti e parli del passato, e quindi c'è un lavoro anche legato alla storia, alla memoria, alle tracce, al capire perché adesso è così e in passato era diverso, perché c'erano centinaia, decine, no, di latterie, e perché oggi invece ce ne sono molto meno, e perché comunque tuttora però ci sono molte persone, molte donne in particolare, molte più di quello che si potrebbe pensare, secondo me molte più di quelle che ci sono in altre parti d'Italia. Io dal tuo lavoro, vero? Però tu che conosci più di me altri luoghi d'Italia, magari mi puoi confermare se ci sono di più o di meno, insomma. Ma sì, ma io penso di sì, assolutamente, che qui permane, continua a esistere una tradizione della produzione lattiero-casearia di qualità e anche di, insomma, non industriale, che è lasciata e affidata appunto a delle latterie piccole, minori, e a degli allevatori
che sono molto numerosi, sono numerosi rispetto a quello che sì, purtroppo è insomma, la situazione generale, insomma, o almeno sicuramente dalla tua ricerca molto attenta, caparbia, dedicata a ogni valle, a ogni luogo, dove sei andata a cercare queste persone che magari non si mostrano, anche sono, sì, lavorano senza insomma farsi notare. E sì, il tuo lavoro dimostra che ce ne sono tante, ecco, ce ne sono molte, e sono più di quello che noi possiamo immaginare, ecco, perché è un lavoro duro, un lavoro difficile, è un lavoro che non, insomma, non ha la visibilità e secondo me anche il riconoscimento, no? Considerata il mondo adesso legato più all'industria, alla grande distribuzione, insomma, l'accesso a produzioni che sono anche sì, industriali. economicamente più interessanti, no? Perché questi prodotti eppure resistono, quindi è ancora più importante, ancora più Sono bello. qua sulla pagina di Elisa Manic con i suoi formaggi. Sì, esatto, molto bella. L'azienda agricola Tiglio, il Saccheto Matisone. Lei è giovanissima, anche lei aveva studiato altro, poi c'era l'azienda della nonna e ha voluto. E lei è una che sa adoperare anche i metodi sa adoperare Facebook, sa adoperare. Eccola qua, Elisa, me l'ero segnata, grazie Federica. E lei è Guardiamola qua, veramente sembra una sa ragazza. stare nel mondo di adesso, proprio adoperando anche i mezzi di adesso, come le sorelle Annalisa e Jessica, che hanno la loro latteria nell'azienda. Lei a San Pietro, giusto? Lei a San Pietro, invece le sorelle Annalisa e Jessica Selan sono Polcenigo e hanno però anche la malga sopra proprio anche la malga. Anche loro hanno questo, se guardiamo la foto, guardate solo il verde, come hanno proprio utilizzato anche i colori per loro fanno il formaggio, una piccola rivendita, fanno dei prodotti innovativi. E poi qua vicino abbiamo la signora della latteria di Campolessi, altro luogo magico, la latteria di Campolessi, dove è una latteria turnaria, dove si fa ancora il formaggio con latte crudo, dove ci sono pochi, ma la qualità è tanta. E qui devo anche ringraziare, approfitto, l'ho ringraziata anche nel libro, adesso ho una botta di amnesia. Succede, no? La cerco. Senti, comunque, tornando anche alla memoria, ci sono dei ritratti. Devo ringraziare Telca Ridolfo, Telca che ha tanto lavorato su quello che è la memoria e anche la riproposizione delle cose nell'attualità, per cui anche per la latteria di Campolessi ha lavorato tanto con lei, ho fatto un calendario, insomma, per cui ringrazio quelli che nel tempo magari ho incrociato e mi hanno aiutata anche in questa mio lavoro Ecco, quindi venendo anche all'insieme di tutta la tua ricerca che continua per vari argomenti e non solo appunto per le latterie da molti anni, il tuo archivio deve essere immenso, enorme. Come diciamo lo alimenti? Che cosa. Il mio archivio ha una grande parte che è analogica, per cui c'è tutta la parte negativa e diapositiva, in cui tutto sommato era alla fine anche più facile, perché le immagini erano fisiche, e poi c'è tutta la grande parte degli ultimi anni che siamo sul digitale. E io mi sono presa anche i miei hard disk esterni grandi per poter resistere, e però
l'archivio è lì, l'archivio avrebbe bisogno di essere utilizzato al meglio, no? Poi ci sono tutte le parti che sono sonori, tutte le interviste che ho fatto per Malghe Malgari, di persone che non ci sono più e che bisognerebbe trovarne una collocazione perché diventassero non un patrimonio di Ulderica, ma un patrimonio collettivo per chi vuole fare una tesi, per chi vuole informarsi su delle cose. Adesso sto sfogliando il libro e per esempio volevo ricordare la Cristina Cescutti, che ha scritto un bellissimo pezzo legato proprio al suo mondo di bambina e alle chiesute di Planico Ces, e volevo proprio mostrare la foto della Maria Cescutti a Planico Ces con la Calderia e ricordare anche questo mondo che era veramente tutto declinato al femminile, perché lì c'erano le piccole casette in cui le donne, in una specie di latteria turnaria quasi non so come dire, ogni settimana facevano il formaggio, ogni giorno facevano il formaggio prestandosi il latte e facendo il formaggio in queste piccole latterie. Ecco, tu hai fotografato tutto e questo non c'è più. Fotografato, intervistato, questo mondo è sparito, come ho fotografato e intervistato le ultime latterie, quella di Cabia, quella di Illeggio, e lì ho scritto memoria, perché anche se non c'è più c'è la memoria delle immagini e delle persone che mi hanno raccontato, ci sono i gesti, ci sono i volti, no? Mentre le latterie in cui io sono entrata e sono vuote, quelle sono tracce, perché ci sono rimasti i luoghi. Certo, ci sono alcune interviste che io ho realizzato, vedrete per esempio dopo nel video, ci sarà il video parte con questa intervista di questa signora che parla all'interno della latteria di Teste Homs, che ormai è vuota e anche un po' in mala sorte, in cui lei però parla all'interno e racconta di quello che era la latteria a quel tempo. Diciamo che il libro ha tanti strati che si incrociano, no? Io ho cercato di dare soprattutto visibilità e forza al presente, perché è il presente che poi può essere la nostra forza. Assolutamente, perché non dobbiamo fare dei monumenti al passato e usare questi lavori semplicemente per, diciamo, edificare appunto io non voglio fare cose sdolcinate o cose che sono solo o anche nostalgiche, certo. Facendo questo lavoro ho incrociato anche tutte le donne del Tarvisiano, un mondo simile ma diverso da quello carnico. Per esempio ho conosciuto la Daniela, che ha un'azienda agricola molto moderna, e che è anche diventata la presidente della latteria di Ugovizza, no? E che ha dato un'impronta anche speciale alla latteria di Ugovizza come impronta e come prospettiva per il futuro. Ed è lei. Si vede che sembra veramente una donna insomma, dentro la sua stalla lì con questa molto forte, volitiva, magnifica. E però anche la sorella che sta su a una frazione di Fusine e che è maestra di sci, alle mucche, all'azienda agricola, ha questi 3 meravigliosi bambini, nel libro c'è la foto di lei con la bambina, perché la bambina era parte attiva, non è che io ho fatto la bambina era lì, era con la madre, no? E poi c'è l'altra di Sant'Antonio, in che ho fotografato con questa mucca dentro la stalla e vedi proprio questo rapporto che c'è tra la donna e l'animale, no? Una cosa che viene fuori anche nel mio primo lavoro, cioè, e poi ci sono le famiglie di Mont, no? Beh, guarda, è difficilissimo, è difficilissimo. Tante cose, è un libro perché... Ogni tanto dovrei imparare a
cioè, a non mettere tanta carne al fuoco. Questo No, ma libro avrebbe potuto essere 4 libri, ecco. no, Cioè, ma infatti è proprio questo che io sono qui, proprio perché sono curiosa di chiederti, e sicuramente tante persone che ti seguono, perché tu poi hai anche un pubblico che ti è molto, diciamo, fedele, ti segue, perché poi diciamo che Ulderica, per chi non lo sa, è anche molto, diciamo, attiva e generosa sui social, per cui quasi ogni giorno posta delle foto magnifiche che lei fa sul momento in giornata, oppure anche dei suoi ricordi, e alimenta un popolo di appassionati di fotografia o anche di memoria o anche dei luoghi che sono in tutta Italia e anche all'estero, che la seguono e credo che siano adesso qui ad ascoltarla proprio perché sono curiosi di sapere cosa c'è dietro, no? Questa sua urgenza, passione, perché Ulrika non ha bisogno di dimostrare nulla, perché ha una storia e insomma, alcune, credo, mi pare, decine di libri pubblicati, premi e cose, insomma, che ha fatto molte cose, quindi non ha bisogno sicuramente di, però lei è proprio continua incessantemente a alimentare il suo archivio, a produrre fotografie, immagini, schede che poi ogni sera riversa nel suo archivio, ripete, riproduce immagini, processioni, feste popolari, malghe, luoghi, perché i luoghi si trasformano e poi anche i luoghi ogni stagione sono diversi, vero Derica? Adesso che ha nevicato, io immagino che tu ti sia lanciata e sia corsa in montagna a ritrarre per l'ennesima volta la neve caduta e quello che è il ghiaccio e le trasformazioni. neve è un elemento. Però l'altro giorno ho deciso di andare in un luogo perché mi incuriosiva il luogo, la situazione, per cui sono andata a Collina, sono andata per la strada forestale, Collina era rimasta, Collina, Letto, Frassinetto erano rimasti isolati anche come anche Givigliana, e ho deciso di andare tra virgolette, a documentare quella neve che è anche bellezza, ma può essere anche fatica, no? Per cui ho fotografato chi ho incontrato, ho fotografato il paesaggio, ho fotografato i grandi gruppi elettrogeni che portavano la luce in un luogo che era stato senza luce per 2 giorni, per cui vado sempre con uno spirito così curioso. E poi ho dei regali perché tornando indietro ho incontrato un meraviglioso grande cervo che si è fermato in mezzo alla strada e ci siamo guardati. E io ho aspettato che lui poi se ne andasse ed è stato un regalo di fine giornata, insomma, no? Le meraviglie che si incontrano appunto quando si parte, diciamo, a piedi, che sia a piedi o non a piedi, ma comunque andando alla scoperta, no? Non seguendo le vie segnate, no? Cercando un'emozione, cercando la sorpresa, no? Di cogliere anche degli attimi. Credo che tutto questo tuo lavoro anche delle Femines nasca proprio da questa tua curiosità. Nessuno, appunto, come hai detto, non è un lavoro su commissione, nessuno ti ha detto fai questo e lo hai cercato da sola. Posso leggere quest'ultimo pezzo che condensa un po'? Fotografo gli echi la memoria della mia infanzia, con i prati pieni di erba e di fiori, il rumore delle falci che disegnavano con i loro tondi il tempo del mattino. L'erba diventava fieno e riempiva le stalle. I gesti e i suoni erano riflessi di donne. C'era il sapore buono del latte di nonna Zitta e la latteria era un centro di incontri e di vita. Oggi cerco le tracce di quel mondo, negli stavoli vuoti, nelle latterie silenziose, negli oggetti abbandonati che raccontano ancora gesti. Ma incontro anche luoghi dove le donne resistono, inventano, innovano. Donne che hanno conservato le stalle di famiglia o hanno aperto stalle nuove, che ci regalano ancora prati fioriti, che salgono in alto come i loro padri da malgare.
Il presente mi appare con donne che sono diventate protagoniste del fare, casare nelle loro piccole aziende o in grandi latterie. La responsabilità dei loro gesti si trasforma in sapore di latte. Ecco, questo è veramente un omaggio soprattutto a questa generazione di donne giovani che resistono e fanno sì che tutto quello che arriva e che sono i rumori del passato non siano solo nostalgia, ma siano presenze vive sul territorio. Certo, è questo il messaggio importante proprio del tuo lavoro e anche quello da cogliere e da ricavare, insomma, no? E adesso passiamo e ci salutiamo con questo video molto bello che parla ancora di Feminis ed è un lavoro, Ulrika, che nasce dalle tue interviste, vero? Nasce dalle mie interviste e nasce da un montaggio al solito molto bello di Paolo Comuzzi, che ha messo assieme un po' delle interviste, perché ci sono dei piccoli il video dura un quarto d'ora, se avete la pazienza di guardarlo è veramente un viaggio dentro la voce e il mondo di queste donne. Chiaramente il materiale è tanto di più, alcune donne purtroppo non ci sono, non abbiamo avuto il modo sarebbe bello fare veramente un video serio, tra virgolette, proprio dedicato a loro, però insomma questo è già un grande omaggio, è un bel viaggio dentro questo mondo. Il video si chiama Lungo le strade bianche. Lascio la parola a Norma che ci saluta poi. Grazie anche a voi, grazie. Spero che vi abbiamo tenuto compagnia e che le mie donne vi tengano compagnia ancora per un po'. E se volete comprare il libro, poi la Norma ve lo dirà dove potete comprarlo e acquistarlo. Bene, allora direi grazie ad Alessandra, grazie a Ulrika, ma grazie tantissimo a tutte le donne che ci sono in questo libro, a quelle che non sono entrate, perché la loro resistenza ci insegna tanto. Norma sa quante sono rimaste fuori, no? Il discorso dell'enciclopedia è interessante, ma la sintesi, la capacità di sintesi è anche quella molto interessante. Vediamo questo video e vi saluto e grazie a tutti voi che siete stati con noi. Ciao, Mandy. Fatalità ce ne asciude qui, in quell'appartamento sì? che mia madre era in affitto. E quando se ne asciude a 5 binore, il fedare, cioè mi hanno detto profumare da latte, no? E mi è venuta che grande passione che mi dopo. Chiamavano a fare servizi la INT quando aveva un tot di quintali di latte. Allora, quando ci aveva un tot di quintali, erano doverosi a venire a fare la giornata dal servizio. Io venivo a fare servizi per me e anche perché a te in, perché non sai se mi davi 500 francs, forzi. Ai tempi che avevi, non sai, 15 anni, forzi. Allora, binore si portava le legna per fare il fuoco e dopo, quando era la colme dall'inverno, faceva anche 2 volte la fedaria a binore e dopo di venerdì. Si veniva a binore a fare servizi a squattri. Era 180 vacche, chi tra Castello e Naunina, erano 86 soci. E dopo, oltre ai soci, andava oltre ai 130, 140 il numero dal libretto praticamente. Veniva calcolati la percentuale e si pagava la tassa di lavorazione, diceva in uno. Ogni quintale aveva un tot di tassa di lavorazione che veniva mettuta per il casaro, per spese, per luce, per tutte quelle robe lì, no?
impara l'arte e mettila da parte, che era il dito di mio padre e di mia madre. Allora, quando cominciava a imparare da io il latte, allora ci aveva paura che si Des una pedada. e mio padre non credeva. Non stai a avere paura che le sbagli senza tu hai paura. Là sono tranquille, figurati, si lava tranquilla, ti tremava la gambe in prima. Però che la lera, allora intanto mia madre muoveva uno che calava da aiutarla, faceva da un lato a seconda. E così, quando tu avevi fatto i lavori, ci si può dire, non sai, ti aiutando in battaglia. Allora mia madre diceva, come frutte, e poi poni un momento, intanto finisce da molge, poi poni sull'aia, ponevi sull'aia per erano via le indormitite, perché si chiamava squadra binora, no? Non era scherzo. Allora si era sempre costretto a tenere che riusciva malamente, che si sgonfava o che veniva qualche caro, ma noi il triste, no? E allora il buon e il biel scognivi bene, no? Perché si scogniva e vivi. Quando era in frutta venivano qui a fare la fila di fuori a portare latte. E che vecchie che faceva da contabile, no? Si chiamava Rine. E quando veniva la sera, tagliava fuori i bausi no, dal formare gli orli praticamente. La scrodi. Ecco, che uscivano dai talz, no? E noi frutti diventavano mazzi a corridenti per rubarsi un delati che sto cuzzi curdelle, che pensi Io ho iniziato da giovane, quando ancora non avevo marito né figli, e poi ho continuato per portare avanti anche quello che i miei genitori hanno fatto, insomma, perché comunque sarebbe stato veramente doloroso sia per loro che per me dover lasciare tutto quanto lì a se stesso. Cos'è per lei avere le mucche? Il mio lavoro principale, la mia passione, la cosa che mi aiuta a sfogare nei momenti difficili della vita, perché le bestie ti aiutano riesci a comunicare con loro anche se non possono risponderti. È quello che ti danno anche gli animali indietro. Cosa ti danno gli animali indietro? Ti danno tanto, per dire, anche quando io vado su in cocco sentono solo il mio odore e già mi corrono indietro. È una cosa, anche iniziano a muggire. Ci sono un sacco di cose che mi fanno dire ho fatto la scelta giusta. Pensando a me personalmente, il fatto di vivere fuori, di vivere le stagioni, di stare a contatto con loro, che comunque sembra di no, però ci si affeziona, ti riconoscono, insomma ti danno un sacco di soddisfazione sia a livello lavorativo, nel senso che se lavori bene hai buoni risultati, vedi una buona produzione di latte, un buon latte, le analisi a posto e così, e sia dal punto di vista affettivo riconoscono molto chi si prende cura di loro.
dà molta soddisfazione fare un buon latte, dà anche molta soddisfazione che ci producano un buon formaggio, perché noi lavoriamo il meglio possibile nella stalla, però poi ci deve essere qualcuno che lavora il meglio possibile dopo di noi. E nella nostra latteria, secondo me, fanno un prodotto eccellente, di una qualità molto elevata. Cosa vuol dire essere casara in una caseificio grande e importante come è diventato quello di Sutrio? È tanto impegno, dedizione, amore anche per il lavoro che faccio e poi anche tante soddisfazioni, perché lavorando tanto latte, facendo tanto formaggio, io vedendo le persone che vengono nello spaccio a acquistare, per me questa è la più grande soddisfazione che posso avere. Facciucci, il momento più bello è quando sei lì e capisci cosa vuol dire, vedendo da una realtà come era la mia, di una famiglia di contadini, vedendo quando trasformi il latte e hai tutti i suoi prodotti, che ti viene, sì, che è soddisfazione, diciamo, che fai una cosa utile per tutti e anche per te stessa e per quello e per tutto il contorno che c'è, perché facendo i contadini richiede tanto sacrificio, avendo gli animali non esiste né sabato né domenica, di conseguenza alla fine tutto questo, anche questo ti ripaga facendo un prodotto buono e vedendo possibilmente di rendere contenti anche chi conferisce tutto il latte. Per me il latte è una magia, da lì parte tutto un insieme di cose, di storie, di tradizioni, perché alla fine ti ritrovi il latte in caseificio, d'accordo, però per le Marche una volta era una cosa di sostentamento anche per le famiglie, per l'inverno, perché veniva trasformato in formaggi, ricotte e tutti i suoi derivati, diciamo, e aiutava la famiglia ad andare avanti, perché anche il pastore in Malga si nutriva di queste cose, di conseguenza era la vita sia per noi e per la gente in generale. E c'è che vuol dire di voi avere una piccola azienda agricola? Beh, c'è anche sacrifici a livello burocratico, perché commenta mil chiartas, mil attenzioni, e io sinceramente per chiartas non sono portata. Ma è una passione, diciamo, io non è che se ti nasce proprio con la passione dagli animali, perché non avevi prima, però col poi sta, tu ti appassioni al territorio, perché comunque a noi non aveva l'animale, le tegni netti il territorio, tegni in piedi le tradizioni e i sacrifici che hanno fatto che i imprenditori sono radotti. E tu lo chiapas come un impegno importante e di conseguenza allora io penso che col benessere che vi avuto e si arrivati a questo perché vi avuto avendo comodità, avendo un benessere comunque ben planuta sta tornando così tutto anche con questo lockdown time della Zintilt. Io no, perché vivevo già in una maniera di lockdown, cioè non vi sempre che di là, è stato di sta, sì, non è cambiato troppo. È solo la passione, perché se no io mi troverei un altro lavoro o chi me lo fa fare sta vita. Che non hai... Alzarsi alle 3 di mattina. Sì, non è... Per dire uno, se gli racconti quello che faccio, mi dicono tutti che sono matta. Però la passione che ho è... Perché adesso abbiamo visto con la quarantena, col coronavirus, sì. Noi siamo fortunati sì. a vivere in mezzo alla natura, poter lo stesso lavorare e abbiamo da mangiare. Io devo anche ringraziare che il caseificio, perché d'inverno mi va anche bene portare il latte lì. E se tu vedi da dirmi una roba che ti piace proprio di questo lavoro? Ma
Tanti e valore, le Bielici. E poi la risposta dal paese, no? Che, no? Cioè, è stata un'attività storica, la sin dal paese, è stata una scoperta. Poi qua, lavorando il latte crudo, che anche questo è una lavorazione tradizionale, ogni giorno una sorpresa, nel senso che cambia il latte di giorno in giorno, ogni chiartera ha un suo vita, le sue storie, e quindi questi momenti già formati che si sente, diciamo, la cagliata, ogni giorno una storia diversa. Ti ho detto che è vita per me il latte, mi entusiasma, proprio. Per quel motivo ho preso anche in mano il discorso della cooperativa, perché mi piace portare avanti questo discorso, perché credo sicuramente nella trasformazione, nella vendita, nel prodotto locale sicuramente. Anche perché adesso da quel poco che si faceva, perché chiaramente prima non è che si faceva tanti prodotti, quindi facevi il formaggio latteria, il montasio, PDM, la ricotta, e non è che ci si allargava tanto. Adesso invece facciamo il gelato di pezzata rossa, facciamo lo yogurt di pezzata rossa, tutte lavorazioni che le facciamo all'interno del nostro caseificio, e questo a chilometri zero, quindi riscontra moltissimo diciamo siamo sulla strada giusta, perché questa abbiamo visto che è la strada che ci porta ad avere tanti risultati. Non è il lavoro di una volta, devi portare con la carriola, caricare le tame, adesso è tutto automatico, e quindi bene o male c'è lavoro, per l'amor di Dio, però viene anche premiato, cioè anche molto più resa di guadagno. Senti, ma un'ultima cosa, se tu pensi a tua nonna, no? E la vedi com'era il lavoro che faceva, emulgeva a mano, tutto quello che era la stalla. Ma io stessa andavo a mungere a mano le mucche da mio papà, io invece di andare a scuola mi piaceva andare a mungere le mucche. Poi erano le mucche di una volta che avevano quelle mammelle belle cicce, quindi facevi quella bella schiuma che nel latte, che adesso magari quelle soddisfazioni non ce le hai. Pensi io che simpi che il latte al meglio che busuta, se veramente, se tu pensi c'è che tu arrivi a ricavare questo liquido, è una roba importante. Cioè io con chi mos lavati, che sai che sta bene, che mi davano da latte, e così mi sento soddisfatta.